Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salottoli 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Genetriaci, ricorrenze, commemorazioni del quinto giorno di Vendemmia, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un venerdì Vinas 4 di ottobre, anno domini 2024 o 2024 che dir si voglia. Sant'Antonio, pensa Lorenzo, che quando andavo a scuola io, alle elementari, dopo il 4 ottobre è la festa, Sant'Antonio, no, San Francesco, scusa, San Francesco, patrono d'Italia, è il tuo conterraneo, tra l'altro, San Francesco, un grandissimo. E quindi iniziavamo quella volta il 1 di ottobre di solito, quindi dopo 2 giorni, qualche volta poi se il 1 di ottobre era di sabato o domenica si iniziava il 3 e poi il martedì si stava a casa. Era bei tempi. Allora, andiamo, abbiamo l'Angelus, è una delle opere più note di un pittore realista francese, al quale io sono molto attaccato, lo amo moltissimo, Millet, Jean-François Millet. I suoi sono quadri, tanto lui era campagnolo, contadino di origine, e i quadri sono spesso rappresentazioni di paesaggi bucolici, molto suggestivi, l'Angelus è forse, credo sia l'opera più conosciuta e colpisce moltissimo. Un gigante del cinema muto, un grande, Buster Keaton. No, Buster Keaton, pensate, girò anche film nel sonoro e faceva parte del cast di un film girato in Italia, un film italiano degli anni 60. A questo film partecipava, diciamo, un ruolo minore, c'era anche Lino Banfi, e ho letto non tanto tempo fa che Lino Banfi era rimasto molto colpito dalla grandissima professionalità e anche dalla grande disponibilità, dalla dall'umiltà anche, no? Di saper stare in mezzo. So che c'era anche un episodio, non me lo ricordo più nello specifico, che raccontava Lino Banfi di questo rapporto con Buster Keaton, che era davvero notevolissimo. Renato Altissimo di Portogruaro, che diceva: io non ho bisogno della politica perché ho avuto la fortuna di essere orfano di padre ricco. Fu segretario del PLI e fu anche ministro delle partecipazioni statali. A proposito di antisemitismo, c'è un episodio che è stato riportato in Corruzione ad alta velocità, se non sbaglio, di Antonio Imposimato, quindi non è mai stato contestato questo episodio, mi sembra che sia stato messo agli atti in un processo. A quel tempo il presidente dell'IRI era Romano Prodi, stiamo parlando degli anni '80, l'anno preciso non me lo ricordo, fine anni '80. Il presidente dell'IRI Romano Prodi, e Romano Prodi risulta che stia vendendo la Cirio a De Benedetti. Allora, Altissimo, ministro delle partecipazioni statali, va da Romano Prodi e gli dice: ma perché vendi la Cirio a De Benedetti? La posso comprare io, il mio ministero ha il portafoglio per acquistare la Cirio. E Prodi gli risponde: ma tu non hai il taglietto sul pisellino, che se detto all'epoca, se detto da un personaggio di destra, sarebbe stato un'infamia antisemita. A Romano Prodi si può permettere di tutto, evidentemente.
tipo quella del con l'euro sarà come lavorare un giorno in meno ed essere pagati un giorno in più. Daniele Panebarco, un grande vignettista, il mago, andava molto forte negli anni 70, dopo c'era Linus su tutti, poi c'era Eureka e poi c'erano queste riviste settimanali o mensili come il mago, con vignette, strisce e altro materiale di grandissima qualità. Se non sbaglio, la mamma di origini italiane, forse abruzzesi, lei è strepitosa, ha vinto un Oscar, è stata nominata 3 o 4 volte, la grande Susan Sarandon. Thelma and Louise, sono tantissimi film che la vedono ammiratissima protagonista, è un po' di sinistra, pazienza, io possiamo perdonare. Allora, lei c'è un film al quale sono molto legato, che è The Hunger, tradotto in italiano un po' così, Miriam si sveglia a mezzanotte. C'è anche Catherine Deneuve e David Bowie. Allora, sembra anche Catherine Deneuve ebbe una relazione, una liaison durante il film. Susan Sarandon l'ha avuto e l'ha anche ammessa, e disse Susan Sarandon in un'intervista: non sono una puttanella, quando ho un rapporto disse proprio così, non sono una puttanella, se ho un legame non tradisco, ma quella volta per David Bowie ho fatto un'eccezione. D'altronde David Bowie piaceva a tutti, piaceva a Mick Jagger, piaceva a chi non piaceva David Bowie? Probabilmente a livello pop rock il più grande musicista che ci sia stato, probabilmente. Per i miei gusti sì, poi non è il mio preferito, sono i Joy Division di Ian Curtis, ma mi sembra che la produzione complessiva, la sua produzione complessiva artistica sia da quel punto di vista notevole. E tra l'altro pensate che David Bowie voleva fare un disco con Lucio Battisti, che lui considerava il più grande musicista del secolo insieme a Lou Reed. Eccoci qua. Francesco Speroni, che era presidente della commissione riforme governo Berlusconi primo 1994, leghista storico, bustocco, famoso perché io ero appassionato, io prendevo i cravattini prima di vedere Francesco Speroni, anche se lui aveva più belli dei miei. Aveva quei cravattini un po' texani, bellissimi, secondo me, bellissimi. E poi Tana de Zulueta. Tana de Zulueta in quegli anni, siamo sempre in quel periodo lì, passava per essere una giornalista super partes di un giornale inglese, non mi ricordo quale fosse, Economist o una cosa del genere, e quindi sembrava super partes. In realtà poi è stata candidata più volte col PD, era di sinistra, ma te la facevano passare come la giornalista inglese super partes. Quindi quello che vediamo adesso non è che sia inventato oggi, perché sto parlando di oltre 30 anni fa. Antonello Fassari, Giulio Pinocchio, Avanzi, Jorge Valdano, grande giocatore, grande pensatore di calcio, argentino, 2 Oscar, incredibile la sua interpretazione in Bastardi senza gloria, Christopher Waltz, quello con la faccia proprio antipatica, ma è un grandissimo attore. Poi abbiamo è stato campione del mondo dei massimi alle Olimpiadi, non ricordo quale, no, non era l'80, forse era l'84, fu il primo a sconfiggere una leggenda della box, Teofilo Stevenson, cubano, Francesco Damiani, che romagnolo, cominciò a fare pugilato, a praticare pugilato per combattere l'obesità. Steve Imparato, critico cinematografico del Washington Post, Ugo Di Ghero in scene indimenticabili dei Broncovic, e stiamo parlando di un passato lontano. Antonio De Poli, parlamentare democristiano, adesso non so la sigla precisa, balzò agli onori della cronaca anni fa perché
dovette subire un intervento e svuotarono praticamente la corsia a mezzo ospedale per fare posto a lui perché stesse bello comodo. Così funziona. E poi tenetevelo il miliardo, Cristiano Lucarelli, calciatore livornese, giocò col Torino, poi col Livorno, allora faceva comunista lui, no? Tenetevelo il miliardo perché gli avevano fatto un miliardo, sta di fatto che poi alla fine è andato per credo 3 miliardi in Russia, perché quella volta c'erano sempre gli oligarchi, eccetera. Giocatore fortissimo, devo dire la verità. Molto, molto. Oggi ne varrebbe minimo 100 di miliardi, di milioni, a dire la verità, perché li stiamo ragionando in lire. E quindi possiamo, tra l'altro, purtroppo anche la disavventura, suo figlio è stato condannato, calciatore, è stato condannato per violenza carnale e quindi niente da fare. Allora, chiudiamo, fatemi vedere se ci sono, forse ho dei vediamo, sondaggetti, vediamo, forse ne ho uno. No. Cittadini non comunitari in Italia, 330.730 permessi di soggiorno rilasciati nel 2023. Vi chiudo con, mi raccomando, andate sul sito legaonline.it, segui la Lega, c'è di tutto, il D43 per il 2 per 1000, gli appuntamenti, il libro di Salvini, Pontida, la radio, come sapete, come sempre, ormai è una tradizione assodata. Seguirà minuto per minuto, tutto a Pontida, minuto per minuto, domenica. San Lorenzo anche, quindi poi qui in studio, poi a Pontida, insomma, siete serviti e riveriti. Io ringrazio Lorenzo, assiso saldamente sul trono di comando e regia tecnica, e ringrazio tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau.